Referendum per l'autonomia del Veneto, lo vuole fortemente il presidente della regione Luca Zaia, ma questo referendum divide molto il mondo politico. Noi abbiamo chiesto ai vicentini cosa ne pensano. Cosa ne pensa, favorevole o contrario? Assolutamente favorevole, non capisco perché noi dobbiamo essere fra due regioni a statuto autonomo che hanno tutti i vantaggi, mentre noi che abbiamo un'economia che ha trainato praticamente l'intero nord-est ci troviamo a dover essere penalizzati nei confronti di queste due regioni limitrofe. Per me andrebbe fatto, dovevano farlo addirittura prima. Ecco, penso che questo sia il pensiero comunque di una buona parte dei veneti. Favorevole. Tu? Perché? Perché il Veneto è una gran bella regione. Sì, sono d'accordo con mia cognata, siamo della stessa idea, d'accordo. Se è così va bene così, ecco, se la cosa funziona in questo modo non c'è che dire. Più che favorevole, anche se non riuscirà niente, perché tanto non credo si possa andare avanti, perché ne abbiamo puntini di tutto quello che abbiamo qui a Roma e dintorni, Sicilia e così via, oltre ai privilegi del Trentino Alto Adige, del Friuli, della Val d'Aosta. Io sono favorevole, ma nel senso che è giusto che ci sia l'autonomia per tutti i territori e che tutti abbiano la possibilità di esprimere le proprie caratteristiche, ma non a discapito di altri. Contrario. Perché? Perché non ha basi questo referendum, è solo uno strumento di Zaia per farsi propaganda. Siccome parlare di cose del genere che sono delicate, che hanno un fondamento, tutto da verificare, permette ai giornali di parlarne, a lui di essere in primo. Lui ha trovato uno strumento per potersi far pubblicità e continuare la sua stagione politica. A me di questo gli faccio tanti auguri, ma non me ne importa proprio niente. Ma io dico una cosa, prima di tutto, che all'interno del Veneto non ci sono politici all'altezza di governare come se fosse una regione autonoma. Dubito. Cioè noi siamo stati sempre governati da sardi, siculi, romani, veneti, zero. È vero. Bisognerebbe che venisse fuori personaggi come Zaia e che venisse accettato da tutti, allora sì. Cioè avrebbe potenzialità di esserlo perché economicamente sarebbe avvantaggiata, giusto? Ma dubito che abbia le potenzialità sotto il profilo, diciamo, politico di farlo. Vorrei cioè che ogni regione sia autosufficiente, si arrangi, perciò l'autonomia del Veneto per certi versi sì, però non. Siamo uno Stato, insomma, ecco, bisogna cercare di convivere, ecco, voglio dire, ecco, però è giusto che ci sia anche una certa giustizia, ecco. Certo, sono favorevole. Perché? Perché il Veneto sicuramente è un produttore superiore al meridione, per cui le industrie che abbiamo qui al nord possono supportare con maggiore entrate fiscali il nord Italia, i quali sono subissati di tasse, dai quali devono poi anche supportare chi non lavora o chi lavora meno. Per cui se faremo sicuramente un'autonomia maggiore avremo più risorse per i nostri concittadini.